Sei pensionato e vuoi servizi di qualità per te e la tua famiglia? Iscriviti e sostieni la CISL Pensionati. Avrai più tutele e vantaggi e potrai stampare i dati della tua pensione, il CUD, l'OBSIM, necessari per la dichiarazione dei redditi. Inoltre, i possessori della card CISL possono fare acquisti ed usufruire di sconti, convenzioni, buone spese ed altro ancora. Per ulteriori informazioni e ricevere la consulenza adeguata, vienici a trovare nella sede FNP CISL a te più vicina. Attenzione, attenzione, Udine che interviene. Keram ha segnato il gol del vantaggio sulla promozione su sanitari, ceramiche e accessori per la tua casa. Sei vincente? Keram ti fornisce l'assist giusto per fare gol davanti a tutti. Keram si trova a Tavagnacco in via Nazionale 56 di 1, aperta tutti i giorni, esclusa la domenica. Keram, non perdere l'occasione. La nostra emittente, in occasione dell'87esima adunata nazionale degli Alpini a Pordenone, che si è svolta dal 9 all'11 maggio scorso, mette a disposizione di chi volesse un DVD con le riprese della dunata fatte da numerose gru da un'altezza di 50 metri. Il costo del DVD è di 30 euro, con la possibilità di spedirlo in tutta Italia. Per qualsiasi informazione o prenotazione potete chiamare i seguenti numeri: 0434 55 5486 o 0434 55 14 55. Ripetiamo: 0434 55 5486 oppure 0434 55 14 55. Gli Alpini, un'occasione unica da rivedere. Perturbazione, come documentano le nostre immagini, ha colpito dopo le 23 il Friuli. Alberi abbattuti, grandine caduta a palate e allagamenti hanno messo sotto pressione vigili del fuoco e protezione civile. L'area dell'epicentro tra Udine e Basigliano, dove una tromba d'aria ha seminato paura durante il suo breve ma intenso passaggio. Non è stato segnalato alcun pericolo per le persone, ma i vigili del fuoco sono intervenuti decine di volte in comuni diversi per allagamenti, cadute di rami, di alberi o di cartelloni stradali e per tetti e cornicioni pericolanti. Una notte di intenso lavoro, conclusa alle prime luci dell'alba, quando le strade sono state rese nuovamente percorribili nella massima sicurezza. Interventi di ripristino e messa in sicurezza sono stati eseguiti dal personale della provincia di Udine e hanno riguardato la provinciale di Invillino, nei comuni di Villa Santina e Verzegnis, la provinciale della Val d'Arzino, sempre in comune di Verzegnis, e la provinciale del Lumiei a Sauris. Sulle prime due provinciali i lavori sono conclusi, mentre la provinciale del Lumiei, in particolare nell'ultimo tratto prossimo al confine con la provincia di Belluno, è stata posizionata l'adeguata segnaletica di lavori in corso per avvisare gli utenti in transito. Tutti a casa, sfascio, 8 settembre e altro ancora. Il melodramma del calcio italiano si è consumato in una giornata umida di giugno sul campo di Natal in Brasile. Tutte le pecche sono venute alla luce, giocatori alla frutta, impresentabili, non all'altezza di un palcoscenico internazionale, escluso Pirlo, sia chiaro. Agamennone, la Lega di Serie A e i presidenti pensano a spartirsi la torta dei diritti TV. Alle nuove figure barbine ci ripenseremo da settembre. Abete e Prandelli abdicano. Ora sotto con il nuovo, Rivera presidente, magari con Guidolin commissario tecnico come Bernardini nel 74 dopo la disfatta di Monaco. Guido uomo giusto, ma ha un piccolo difetto, un non buon rapporto con la stampa, particolare da non sottovalutare nel bel paese. Morale azzurro tenebra, scrisse Giovanni Arpino 40 anni fa. Oggi, a colori in Full HD, la minestra non cambia. Il commento dei tifosi a fine gara. Pazienza, sono bravi uguali. È giusto così, hanno meritato gli altri, è giusto così. Come i giornalisti, la televisione lo caricano tanto, ma però in sostanza non c'è. Ha iniziato male, è finito peggio. Dovevano metterci un po' più di cuore, un po' più di impegno per ottenere un risultato migliore. Alessandria Zet, che squadra? Niente si fa, bisogna cambiare tutto, bisogna cambiare. Un disastro. Un disastro, siamo avviliti. Siamo arrivati non alla frutta, anche all'amaro ormai. Purtroppo siamo ancora rimasti al palo e da un paio d'anni che ci culliamo sugli allori del mondiale vinto in Germania. Nascondendo la malinconia sotto l'ombra di un sorriso.
Baiana è la più vecchia cantina del Collio, datata 1208. In occasione del 23° anniversario della nascita della Repubblica Slovena si è anticipata la tradizionale festa di presentazione dei prodotti ai clienti e esperti del settore. Le parole del titolare. È vero, noi una volta all'anno facciamo una serata per la nostra clientela migliore, offriamo una serata dove si fa un po' da mangiare, si ascolta un po' musica. Quest'anno abbiamo un po' di musica particolare, bosniaca, sempre vogliamo musica etno, un po' atipica per queste zone, un po' tipica, dipende dalla nata alla nata, e questo è il nostro, diciamo, onore per i nostri clienti, no? La cantina più vecchia del Collio, no? Sì, questa è la cantina più vecchia del Collio, la casa risale, cioè i primi dati della casa appartengono all'inizio del XIII secolo. E soprattutto si sposa bene proprio con la sua tipicità. Sicuramente la casa e soprattutto cantina, questa vecchia, richiedeva di fare qualcosa di veramente speciale. Io 24 anni fa ho iniziato a fare spumanti secondo il metodo classico che mi hanno impressionato tanto. Si dice champenois? Cioè champenois si chiama solamente vino che si produce nella zona di Champagne, tutto il resto è metodo classico o metodo tradizionale. Non resta che dire, aspettare il momento giusto per poi stappare, no? Sì, sono tanti momenti giusti, non solo per il giorno di festa o di Capodanno, ogni giorno si può stappare una bottiglia di buon spumante, magari per berlo durante il pasto soprattutto, oppure prima come aperitivo. E soprattutto permettimi di sottolineare il vostro perché è particolare. Sì, il posto è particolare, qua siamo in una villa medievale ben ristrutturata, è venuta bene, anche protetta sotto le belle arti, un gran bel posto, sì, grazie. Turismo dei rifiuti a Paparotti, il fenomeno non diminuisce nel corso degli anni. Famiglie, lavoratori, furgoni di aziende passano e gettano i propri scarti riempiendo i contenitori in cui si trova di tutto. In assenza di telecamere vige la logica del più furbo e ai residenti non resta che tenere i rifiuti a casa propria. Altro problema, le fogne, segnala Walter Pastorutti che abita nella via. In presenza di grossi temporali l'acqua non riesce a defluire, i tombini si alzano e viene allagata la zona circostante. L'abbandono dell'area, prosegue, testimoniato anche da un ex distributore di benzina dismesso, utilizzato come parcheggio a tempo illimitato. Un camper infatti vi è posteggiato da 2 anni. Per non parlare, continua Pastorutti, della sicurezza, perché in via Paparotti le persone pigiano il piede sull'acceleratore, non ci sono dossi o limiti di velocità a ridurre il pericolo. Com'è possibile che certe zone della città sfuggono al controllo dell'amministrazione, si domanda il residente. E ancora, la NET e gli agenti della polizia municipale continuano nella loro attività di controllo e monitoraggio per sanzionare chi delle regole se ne infischia. Il problema era stato sollevato già nel 2012 dall'allora vice coordinatore vicario del PDL udinese, oggi consigliere comunale di Forza Italia, Vincenzo Tanzi, che aveva invitato l'ex assessore alla qualità della vita Croattini a usare il pugno di ferro in quanto un surplus di rifiuti comporta più costi per l'amministrazione e quindi per i cittadini. Per Pastorutti lo stato di abbandono di Paparotti si percepisce da svariati dettagli, anche la mancanza di marciapiedi con conseguenti rischi per chi cammina in un tratto comunque frequentato o per chi vi abita. Collaborazione tra Italia e Russia, nello specifico Friuli Venezia Giulia, dopo gli importanti incontri che si sono svolti tra la presidente Serracchiani e Putin a Trieste recentemente. Verso dove si va? Con quali prospettive? Noi partiamo da una conoscenza reciproca della cultura e della lingua che cominciamo ad insegnare già ai bambini delle scuole primarie, in modo che abbiano la possibilità di apprezzare la cultura di un altro paese, ma soprattutto approfittare delle opportunità che le conoscenze tecnologiche e scientifiche di una grande realtà come quella della Russia
possa trasmettere anche al nostro paese. Ci sono diversi aspetti da considerare, da quello economico, quello industriale, quello dell'innovazione, per portare avanti quali spunti, che ricadute concrete ci possono essere per il nostro territorio. Credo che essendo noi la porta della Russia verso l'Europa dovremmo poter cogliere l'opportunità offertaci sia a livello di conoscenza sia a livello di ricerca scientifica e poi naturalmente la ricaduta economica che conseguentemente fa seguito alla ricerca scientifica. Come si pongono i più giovani nei confronti dell'approccio a questa realtà? Trovo che ci sia un interesse. Nella nostra realtà di Pordenone sono già 10 anni che un liceo scientifico ha affiancato alla conoscenza della lingua inglese anche la possibilità dello studio della lingua russa. C'è un grande interesse, abbiamo, come ho anticipato prima, allargato questo tipo di conoscenza anche ai bambini, abbiamo fatto una collaborazione con una società che si occupa di educazione ai bambini nati da famiglie miste, ma ha esteso questa opportunità anche a bambini italiani. L'interesse è molto, sta crescendo proprio l'iscrizione di bambini italiani e non soltanto di famiglie miste. Sei pensionato e vuoi servizi di qualità per te e la tua famiglia? Iscriviti e sostieni la CISL Pensionati. Avrai più tutele e vantaggi e potrai stampare i dati della tua pensione, il CUD, l'OBSIM, necessari per la dichiarazione dei redditi. Inoltre, i possessori della card CISL possono fare acquisti ed usufruire di sconti, convenzioni, buone spese ed altro ancora. Per ulteriori informazioni e ricevere la consulenza adeguata, vienici a trovare nella sede FNP CISL a te più vicina. Attenzione, attenzione, Udine che interviene. Keram ha segnato il gol del vantaggio sulla promozione su sanitari, ceramiche e accessori per la tua casa. Sei vincente? Keram ti fornisce l'assist giusto per fare gol davanti a tutti. Keram si trova a Tavagnacco in via Nazionale 56 D1, aperta tutti i giorni, esclusa la domenica. Keram, non perdere l'occasione. La nostra emittente, in occasione dell'87esima adunata nazionale degli alpini a Pordenone, che si è svolta dal 9 all'11 maggio scorso, mette a disposizione di chi volesse un DVD con le riprese dell'adunata fatte da numerose gru da un'altezza di 50 metri. Il costo del DVD è di 30 euro, con la possibilità di spedirlo in tutta Italia. Per qualsiasi informazione o prenotazione potete chiamare i seguenti numeri: 0434 55 5486 o 0434 55 14 55. Ripetiamo: 0434 55 5486 oppure 0434 55 14 55. Gli alpini, un'occasione unica da rivedere.